Allora, eccoci qui per Soundtrack City, prima uscita esterna con Giovanni Bufalini, regista. Ciao Giovanni. Ciao Marco. Allora, rimaniamo a distanza, facciamo il saluto Covid. Saluto Covid. Allora, Giovanni, uno dei motivi per cui abbiamo fatto questa prima esterna in assoluto è perché tu, che io sappia, sei una delle prime produzioni che ha ripreso a girare dopo il lockdown. Allora, la prima domanda che ti faccio, dopo ci parlerai un attimo della produzione, di che cosa si tratta, è che cosa è cambiato fondamentalmente? Allora, va detto che noi siamo una produzione indipendente, questo aiuta, perché le produzioni ufficiali hanno molti più problemi burocratici, assicurativi, eccetera. Noi qui siamo in 20 persone, a volte 15, a volte 10, è più semplice. Quindi protocollo, siamo in regola, test fatti, la truccatrice tutta con la tuta, la mascherina e i guanti, il fonico con la mascherina e la visiera, cioè chi tocca gli attori, chi ha diciamo più contatto con gli attori, e tutto il resto della troupe mascherina e distanze, sia interni che in esterni. Questo sostanzialmente è il cambiamento, cioè vale a dire, noi stiamo girando la parte delle conversazioni del film, è facilitato, se devi girare una scena di fiction devi girare delle cose che non mettano a contatto gli attori. Una cosa importante da dire è che la vostra produzione trattasi di docu-fiction, dico bene? Okay, però ci sono quindi delle parti non strettamente documentaristiche? Allora, già in questa parte 10 giorni di riprese, diciamo ci sono le conversazioni che sono comunque messe in scena, abbiamo delle scene di fiction che tagliano diciamo la parte strettamente dell'intervista. Poi a fine settembre, perché stiamo ancora cercando di quadrare i conti, ovviamente gireremo la fiction medievale, cioè 1200 ricostruzioni. Il film si intitola Da Sempre e racconta la storia del corteo storico di Orvieto, che celebra il corteo che nel Medioevo accompagnò il miracolo eucaristico da Bolsena ad Orvieto. Ok, perché se non sbaglio che c'è una reliquia a Bolsena adesso. Il miracolo, brevemente, Pietro da Praga perde la fede e in un viaggio si trova a Bolsena, compie il rito dell'Eucaristia sull'altare di Santa Cristina, spezza l'ostia e l'ostia sanguina sull'altare, macchia di sangue l'altare e le pietre, mandano a chiamare il Papa, mandano un insieme di persone, di gendarmi a recuperare il miracolo, viene portato a Orvieto, è miracolo, e da quel momento in poi inizia la costruzione del Duomo, della cattedrale di Orvieto, che tuttora custodisce la reliquia. Insomma, è una roba storica molto affascinante. Senti, se non vado errato, c'è anche, mi parli del cast artistico? Sì, allora, Stefano Chiodaroli, il famoso panettiere di Zelig, per intenderci, è il nostro protagonista, che l'anno scorso ha sfilato insieme agli altri 450 figuranti nei panni di se stesso, e poi nella fiction medievale interpreta il soldato che da solo, perché ovviamente il film è cambiato nel frattempo, compie l'impresa perché nel Medioevo c'è la peste, e quindi è una reincarnazione, diciamo, che torna con il miracolo ad Orvieto, e ho messo in relazione la peste nera con il Covid. Certo. Allora, io ringrazio Giovanni. Ciao da Orvieto, questa che vedete dietro è la fantastica panorama da Orvieto, ma di là invece c'è Orvieto quella storica. Intervista bagnata e intervista fortunata. Ciao.